Buongiorno, martedì 11 giugno 2024, Eder Production, Renato De Paoli, Isole Sparse, Vicenza. Leggerò qualche brano tratto da John Cornwell, il Papa di Hitler. Leggerò qualche passo riguardo il giugno 1944, i giorni della cosiddetta liberazione di Roma. Andiamo per gradi. Liberazione. Roma fu liberata il 4 giugno 1944. Papa Pio XII, la Basilica di San Pietro e la sua piazza divennero il centro del giubilo sia degli italiani sia delle truppe alleate vittoriose. Nelle ultime settimane prima della partenza dei tedeschi, Pacelli era infine riuscito a negoziare per Roma lo status di città aperta. Perciò i romani gli attribuirono il merito del fatto che la città non fosse stata bombardata ancor più pesantemente, che non si fosse avuta una devastante guerriglia porta a porta, quella che Mussolini, via radio, dalla sua Repubblica Fantoccio di Salò, aveva esortato a intraprendere. Pacelli venne elogiato da ogni parte quale defensor civitatis e acclamato, come ha scritto Carlo Falconi, alla stregua del più ispirato profeta morale della vittoria. Ma anche i comunisti si erano guadagnati grande credito e un seguito consistente in tutta Italia. Anche alla liberazione non mancarono le sue miserie, vi furono rappresaglie contro i collaborazionisti. Il direttore del carcere di Regina Coeli venne percosso a morte con dei remi sul lungotevere. Il rabbino Israel Zolli, che si era rifugiato in Vaticano e sarebbe diventato il maggior sostenitore ebreo di Pacelli, negli anni a venire subì amare accuse da coloro che gli imputavano di avere mancato al suo dovere. A un battibecco di strada tra Zolli e i suoi antagonisti ebrei assistette il cronista americano Michael Stern. Il capo laico della comunità ebraica venne fin da me. Quest'uomo ha abbandonato la sua gente nel momento del bisogno, disse, ma non è più il suo rabbino. Rabbi Zolli mi guardò supplichevolmente. Lui sa che il mio nome era in cima alla lista della Gestapo degli ebrei da liquidare. Da morto, che aiuto avrei potuto dare al mio popolo? Un nuovo rabbino venne nominato per la sinagoga di Roma, ma Zolli rifiutò di andarsene. La lotta si concluse solo con la conversione di Zolle al cristianesimo, uno dei più grandi scandali dell'ebraismo. La serie di personaggi cui il Vaticano offrì protezione diplomatica ora cambiò diametralmente. Si trasferirono all'interno del Vaticano il ministro della Slovacchia, poi l'ambasciatore tedesco Weizsäcker e quello del Giappone Harada, prendendo il posto degli inglesi, degli americani, dei polacchi e degli altri. Un certo numero di soldati inglesi, per lo più prigionieri di guerra fuggiaschi,
che si erano nascosti nel Vaticano o nei palazzi pontifici della città furono rimpiazzati da soldati tedeschi scappati dai campi di prigionia dell'Italia meridionale. Ogni giorno Pacelli concedeva numerose udienze generali alle truppe e si faceva vedere nel loggiato di San Pietro. A parte la posizione dei partigiani comunisti, in questo periodo non vi fu traccia di critiche nei suoi confronti, ma solo congratulazioni e gratitudine. Di nuovo, innumerevoli stranieri se ne andavano riportando una grande impressione del suo considerevole carisma. Il romanziere inglese Evelyn Wood, che fu un capitano dell'esercito a Roma, dopo la liberazione scrisse più tardi: tutti avvertivano di essere stati in contatto personale con un uomo della massima importanza, uno come loro, eppure del tutto diverso da loro. Non ho mai sentito nessuno che fosse stato alla sua presenza parlare di Pio XII in tono cinico. È una combinazione di genio umano e di grazia divina. C'è una nota, ma non la leggiamo. Per alcune settimane nei circoli alleati si parlò di restituire Roma intera al papato, di concedere al Papa un suo aeroporto o perlomeno di ampliare il territorio del Vaticano. Le organizzazioni vaticane di assistenza portavano a Roma viveri da varie parti d'Italia, con barche a motore battenti la bandiera papale. Corsero voci intorno alla ricomparsa di una flotta papale, ma le voci su un ritorno del potere temporale papale si rivelarono tutte false. Mentre la guerra si avviava alla fine, Pacelli non venne consultato circa la risistemazione post-bellica dell'Europa, però i grandi personaggi dell'Occidente fecero la fila per incontrarlo, compreso Winston Churchill, Charles de Gaulle, il futuro primo ministro britannico Harold Macmillan, che era allora il supremo rappresentante politico degli alleati in Italia, ha lasciato un resoconto memorabile dell'udienza avuta da Pacelli. Come scrisse Pacelli, sembrava abbattuto, con la mente che svolazzava di qua e di là, come un uccello. Macmillan gli sussurrò frasette di incoraggiamento, come un bambino. Il Papa gli parve, virgolette, un santuomo, abbastanza preoccupato, ovviamente, del tutto dimentico di sé, santo e pio, una figura a un tempo patetica e tremenda, chiuse le virgolette. Anche qui c'è un'altra nota. Per quanto potesse suggerire un'impressione di pateticità a un singolo visitatore inglese, in quel medesimo momento Pacelli stava assurgendo a una autocrazia e a un'esaltazione senza precedenti. Non molto dopo la liberazione, il cardinale Maglione, il segretario di Stato, morì e Pacelli assunse l'incarico. A questo punto non c'era più bisogno di consultazioni e ad alcun livello. All'epoca Pacelli disse a Tardini, virgolette, io non voglio collaboratori ma esecutori. E c'è la nota 11. Tardini scrisse, virgolette, Pio XII fu il grande, virgolettato, isolato, punto.
solo nel lavoro, solo nel combattimento, chiuso virgolette. Altra nota. La sua routine quotidiana del dopoguerra era la seguente: entrava nel suo studio alle 8:50, alle 9 meno un minuto in punto, con il piede che calzava la pantofola di porpora, premeva il pulsante a pavimento per convocare Tardini. Alle 9:14 veniva convocato Montini, che se ne andava 14 minuti dopo. Alle 9:23 precise avevano inizio le udienze del giorno. Negli anni del dopoguerra Pacelli fu riluttante a sprecare anche solo pochi secondi. Tutto veniva fatto secondo le regole e in accordo con la sua inflessibile tabella oraria. Alle 18:30 accedevano alla sua presenza i due sostituti con i documenti e la corrispondenza che richiedevano la firma papale. Nei dialoghi che avevano luogo non doveva esservi nemmeno la parvenza di un consiglio da parte dei sottoposti. Non erano permesse domande. Altra nota. Tardini testimoniò che se Pacelli non piaceva, se a Pacelli non piaceva il modo in cui un documento era stato redatto, rimaneva indietro senza spiegazioni. Si rifiutava di firmare un documento che recasse anche il minimo errore, inclusa una spaziatura scorretta all'inizio di un paragrafo. L'amministrazione dell'ufficio papale era indicativa di una considerevole assenza di collegialità e di consultazione, per quanto al pontefice non mancassero mai il fascino e un'umiltà sorprendente. Un giorno, come un burocrate vaticano riferì al Tribunale per la beatificazione, Pacelli, perse un libro di cui aveva bisogno immediatamente. Mandò a chiamare il suo segretario, padre Heinrich, accusandolo di aver collocato il libro fuori posto. Gli urlò, ho guardato dappertutto e ho perso moltissimo tempo a cercarlo, chiuse virgolette. Tuttavia, secondo la fonte, Pacelli fu consapevole che padre Heinrich era rimasto mortificato da quelle parole, perciò poco dopo andò a trovarlo nel suo ufficio. Inginocchiandosi dinanzi al suo sottoposto, Pacelli implorò il suo perdono per averlo offeso. Padre Heinrich ne fu così turbato da scoppiare in lacrime. Nota 14. L'incidente non significò che Pacelli avesse lasciato cadere anche solo uno idiota della propria intransigenza in materia di perdita di tempo, né che scoraggiasse lo strisciante servilismo dei burocrati vaticani nei suoi confronti. Risale a questo periodo l'abitudine per la quale i funzionari vaticani ricevevano le telefonate di Pacelli stando in ginocchio. Pacelli e gli ebrei ungheresi. Oltre che dai problemi immediati in Italia, il tempo di Pacelli era assorbito da una quantità di compiti relativi alla guerra. In seguito all'occupazione nazista dell'Ungheria, nel marzo 1944, Eichmann si era assunto personalmente l'incarico del piano della soluzione finale per i 750.000
ebrei del paese, con l'assistenza dei 3.000 membri della polizia ungherese. Dobbiamo fare un ricordo al Perlasca, famoso padovano comasco che salvò tanti ebrei in questa occasione in Ungheria dal 44 al 45. Tra il 23 marzo, quando venne varato il nuovo governo in regime di occupazione, e il 15 maggio, quando ebbe inizio la deportazione in massa degli ebrei dalle province, il nunzio papale in Ungheria, Angelo Rotta, aveva fatto frequenti rimostranze ai ministri del gabinetto in difesa degli ebrei. Il 15 maggio Rotta presentò al governo una nota in cui si condannava il trasferimento inflitto agli ebrei, virgolette. La Nunziatura Apostolica fa appello ancora una volta al Regio Governo ungherese affinché non voglia oltrepassare nella campagna contro gli ebrei limiti imposti dal diritto naturale e dalle legge divina positiva, affinché voglia evitare qualsiasi azione contro cui la Santa Sede non potrebbe che protestare e con essa la coscienza del mondo veramente cristiano. Nota 15. Chiuse le virgolette. Secondo uno studio del genocidio degli ebrei ungheresi, Radolf L. Braham, questa nota è di grande importanza negli annali vaticani perché fu la prima protesta ufficiale presentata da un rappresentante del Papa contro la deportazione degli ebrei, nota 16. La nota aveva